Rieccoci insieme, siamo con Massimo Bonventi, ormai lo conoscete, il nostro formatore, psicologo e ideatore del progetto Memory Planet. Grazie di essere qui con noi, Massimo. Grazie a te, Bonventi. Elena. Allora, quest'oggi riparliamo, riaffrontiamo, anche se in una fascia diversa rispetto a quella nella quale normalmente Massimo Bonventi approfondisce il tema e di volta in volta facciamo delle lezioni di memoria. Lo facciamo per tantissime persone che ci seguono, sia per quelli che sono più giovani, che magari ritengono di avere una buona memoria e quindi credono di non aver problemi o hanno qualche problemino, però ci passano sopra, ma soprattutto anche per tante persone anziane che magari sono anche nonni, hanno i nipoti e si rendono conto che avrebbero bisogno di avere qualche stimolo in più. Può servire, può essere molto utile e stimolante, la classica settimana enigmistica, aiutare i nipoti a fare i compiti per scuola, trovare degli stimoli anche che vengono dal frequentare determinati ambienti, però a volte bisogna veramente fare dei piccoli esercizi che sono semplicissimi e che possono aiutare alla concentrazione, ovvero a stare attenti a quel che accade, a quel che si fa, a quel che si sente naturalmente, perché tante volte molte persone credono di aver sentito, ma in realtà non hanno sentito assolutamente nulla, non hanno neanche voglia e pazienza di ascoltare, e più passa il tempo, più questa disattenzione diventa, tra virgolette, cronica, e alla fine la memoria non è più allenata, un po' come un muscolo, e perde vigore, perde vitalità e viene meno. In realtà alla base dentro c'è ancora, però se non sviluppata, non potenziata, ai noi non funziona bene. Parleremo quindi di questo, quali sono delle situazioni, delle strategie che possono essere adottate e in modo correlato anche cosa fare, il substrato, ovvero una buona respirazione, una sana alimentazione, ci sono tante piccole strategie, un buon sonno, un riposo adeguato, tante strategie di vita che possono essere adottate per aiutare la memoria. Sono i classici consigli, per dire, che vengono dati prima degli esami, no? Che poi non servono a niente 2 o 3 giorni prima degli esami dare questi consigli. E allora, Massimo Bonventi, vediamo un po' di capire come reimpostare la propria vita per stare meglio, perché poi la memoria è poco, in realtà vuol dire star bene con se stessi, poter, ad esempio adesso si parla tanto di elezioni politiche, tanti rivangano, è successo quello, quest'altro, ci sono persone che hanno una memoria pazzesca sulle varie figure che sono transitate, i provvedimenti che hanno fatto, altri che giustamente non ricordano più nulla. E questo avviene perché? Avviene proprio per un discorso di attenzione, di dove noi rivolgiamo il nostro sguardo, dove noi rivolgiamo... mi fai venire in mente una cosa interessante, parlando proprio di memoria uditiva. Ecco, feci tempo fa un corso a dei non vedenti e i non vedenti avevamo messo a punto appositamente una tecnica di memoria uditiva. Perché? Perché per loro il suono, la direzione del suono, per esempio, quando attraversano una strada è fondamentale. Per cui la cosa importante è allenare questa facoltà e mantenerla allenata, tenendo presente che allenare la memoria significa, per esempio, migliorare la capacità di concentrazione, cioè di essere attenti alle cose. Significa aumentare la flessibilità mentale, perché gli allenamenti sono molto creativi. Significa resistere alla fatica mentale. Quindi potenziare, allenare la memoria significa potenziare tutta una serie di altre facoltà mentali connesse alla memoria, tenendo presente che la memoria, abbiamo detto in qualche incontro precedente, è lo schema di sopravvivenza di base. Bisogna tenere presente una cosa, anticamente la memoria serviva a far sopravvivere fisicamente, nel senso che era importante agli albori dell'umanità poter ricordare che dietro quella collina c'erano le bacche rosse buone e dietro quell'altra collina c'erano le bacche rosse cattive, altrimenti morivano. Questa sopravvivenza oggi è a livello sociale, nel senso che noi siamo valutati non per quello che sappiamo, ma per quello che ricordiamo. Come dire, non conta quello che mangi, conta quanto digerisci, e così non conta quello che impari, conta quanto ricordi. Se, banalizzo, ma se un ragazzo, se uno studente va dal professore interrogato a un esame e gli dice io ho studiato tutto ma non mi ricordo niente, non può avere un vantaggio positivo. Viceversa, se ha studiato magari così così, ma ricorda molto, il professore cosa vuol dire? Hai imparato a pappagallo, però a risposta precisa, a domanda precisa, risposta precisa. Lo stesso vale per esempio nell'ambito del lavoro. Nelle posizioni più remunerate, di maggior prestigio, di maggior dirigenza, per compiti più specifici viene richiesta una specifica esperienza.
Cos'è l'esperienza? È la capacità di ricordare le cose sbagliate per non ripeterle e le cose corrette per poterle ripetere. Quindi la memoria ha manifestazioni continue, un ruolo però continuo. c'è un aspetto relativo un po' così alla memoria che fa anche pensare, ci sono persone che hanno una grande capacità mnemonica immediata, no? Sì. Poi nel lungo periodo scordano, questo magari succede Sì. anche a molti di noi, siamo abituati ad apprendere, a ricordare in breve periodo, poi sì, passa anche un giorno, non ci si ricorda più nulla, e tanti ragazzi anche a scuola erroneamente commettono usano questo sistema. Sì. Poi non consci al momento di pregiudicare la propria cultura personale, perché un domani di tutto quello che hanno fatto non ricorderanno più assolutamente nulla, ci studiano la storia, poi dimenticano completamente la geografia, quel che serve per l'immediato panico dell'interrogazione, per risolvere quel problema, oppure quel che ci serve per risolvere quella situazione di lavoro o per conoscere quella persona, poi passato il momento... Chi è? Chi se ne ricorda? Ed questo, è tremendo, però non lo si fa con cattiveria, è perché c'è un meccanismo. Cosa succede? Allora, il meccanismo è questo qui, la nostra memoria è molto selettiva, per cui, come dire, noi siamo invasi da una massa enorme di informazioni. Una volta era difficile andare a cercare l'informazione, oggi è difficile scartarle le informazioni. Quindi questo in cosa si traduce? Nel fatto che la memoria stratifica, cioè tutte le informazioni che reputa non necessarie al momento, le mette da parte, se sono state come dire, memorizzate in maniera corretta. Che significa in maniera corretta? In maniera ordinata e organizzata. L'ordine e l'organizzazione mentale sono la base di una memoria efficiente. Allenando la memoria ci si allena a essere ordinati mentalmente e organizzati mentalmente. Ma allora il ripetere continuamente la pappardella, no? Che si deve imparare, o il guardare 1000 volte quel foglietto per ricordarsi quel che si ha da fare, eccetera. La ripetizione è un metodo oppure no? Sì, è un metodo ma molto inefficace, molto faticoso. Tutti quanti abbiamo provato a leggere, rileggere. Era quello che veniva insegnato a scuola comunque. Sì, ma è come dire, prendo un chiodo, l'informazione, e lo martello dentro la tavola, la memoria. Ma non funziona così. I bambini non usano questo sistema, i bambini usano il sistema delle immagini mentali e delle associazioni mentali. E allora dai con la fantasia, dobbiamo lavorare di fantasia tantissimo. Di nuovo. Perché dobbiamo impressionarci. Esattamente, dobbiamo non soltanto creare delle immagini, ma collegare a essa anche delle emozioni. Per esempio, se prendiamo una causa giudiziaria, deve essere valutato se è accaduto un incidente stradale in un incrocio, se una persona, un guidatore, è passato col rosso oppure no. Non è più possibile, dopo pochi attimi, ricordare esattamente quello che è accaduto. Perché? Perché la memoria comincia ad aggiungere informazioni. Per cui, in perfetta buona fede, io dico che sono passato con il verde e tu dici che sono passato col rosso. Chi ha ragione? Praticamente è impossibile recuperare le informazioni. E lo vediamo nei processi di una certa entità, dopo 10, 15 anni, 20 anni, ancora non si sa esattamente cosa è accaduto, ancora ci sono testimonianze che non quadrano, proprio perché interviene l'emozione e se non è gestita l'emozione può bloccare addirittura il ricordo. Assolutamente. Noi abbiamo qualche supporto che ci può aiutare? Sì, no, possiamo vedere sì, un paio di slide, però sono inerenti più che altro innanzitutto all'alimentazione. Sì, no, ma infatti voglio arrivare proprio a partire proprio mettere ordine. Allora, no? Per mettere ordine, io ho portato delle illusioni ottiche molto semplici che ci danno però come dire, ci danno l'idea dei dettagli, dell'importanza della percezione, dell'importanza dell'attenzione. Soprattutto la prima, io chiedo agli telespettatori di provarci, eccola qua. Ecco, prova a dire il colore e non la parola. Quindi vedere, a dirlo ad alta voce. C'è scritto giallo, azzurro, arancione, ma devo dire verde, rosso, azzurro, giallo, azzurro, nero, rosso. Quanto è difficile? Così. Quanto è difficile? È più difficile. Quanto è difficile? Perché siamo condizionati da Siamo condizionati a leggere quello che vediamo scritto e non il colore. La lettura è in una parte, in uno dei due emisferi, l'interpretazione nell'altro e quindi c'è un conflitto tra i due emisferi, destra e sinistro, e il cervello fa fatica, spesso e volentieri non si arriva in fondo.
Sembra una cosa banale, ma in realtà quando abbiamo stimoli differenziati e invece ci sono persone che hanno capacità di escludere dei canali, no? E di lavorare prontamente con un canale con un altro canale per semplicizzare. Ci sono delle predisposizioni naturali invalicabili, per cui quando abbiamo di fronte persone di quel tipo, benissimo. Questo non significa che non possono allenare le altre capacità, però. Poi quando c'è, per esempio, parlavo prima dei non vedenti, che quindi io ho fatto dei corsi di memoria, cioè di tecniche di immaginazione a persone che non hanno immagini, però interiormente sì, e quindi è stata un'esperienza fantastica, bellissima, esatto, dove loro potenziano tutte le altre porte sensoriali, non hanno la porta sensoriale visiva ma hanno le altre. È la cosa più banale, avevo accanto a me a pranzo un ragazzo carissimo, lui ha preso tranquillamente, ha infilato il limone, la forchetta nel limone, ha spremuto sulla bistecca e io gli ho fatto una domanda banale, dico: Giancarlo, scusa, ma ti faccio una domanda stupida, com'è che hai riconosciuto il limone dalla bistecca? Dice: Massimo, guarda, è facile, ha preso la forchetta, vedi, il limone è più alto della bistecca, quindi questo è il limone. Ecco, è una banalità. Sembra una banalità, in realtà c'è tutto un mondo di percezione che si muove. Quindi noi a questo punto, deduco, dobbiamo iniziare a riprendere in mano il nostro mondo di plurisensazioni e percezioni che non sviluppiamo più. Sì, a riallenarci, noi siamo troppo, se non usiamo un muscolo, questo decade, perde la sua funzionalità. Se noi, anziché anche ai nostri ragazzi, anziché stimolarli a imparare la memoria delle tabelline, gli regaliamo la calcolatrice, lo stiamo fregando. Ci sarà quella capacità di calcolo che diminuisce inevitabilmente. Io volevo arrivare anche un po' a questo. Adesso si usano tutti questi strumenti elettronici che ci supportano tantissimo, che aiutano la comunicazione, cioè in un certo tipo di comunicazione senza dubbio. E agevolano, adesso addirittura siamo arrivati al punto che tranquillamente si può dettare l'SMS, un messaggio al proprio, chiamiamolo cellulare, e questo viene inviato con la parola invio e parte tranquillamente, cioè la tecnologia è straordinaria, però perdiamo determinate facoltà, le perdiamo progressivamente, perché anche il fatto stesso di non dover stare attenti a cosa digitare, ma lo scorrere rapidamente sullo screen, eccetera, cambia il modo di operare, lo rende poco, dicono poco umano, no? Poco fisiologico, connaturato a quelle che sono le capacità umane e sensoriali. Il problema è che tu hai detto che questi mezzi aiutano, il fatto è che talvolta non aiutano ma sostituiscono e quindi non sono più un aiuto, aiutano da una parte ma disaiutano dall'altra. Quindi ti privano di altre capacità dall'altra. Certo. Allora, vediamo di aiutare invece due categorie estreme. Da un lato vorrei le persone più anziane, sono tanti pensionati che ci seguono e che effettivamente hanno partecipato anche ai nostri precedenti test, giochetti, eccetera, e aiutando i pensionati anche i nipoti, perché dopo sono sempre i nonni che danno una mano, eccetera, e anche chi magari adesso è a casa, ci ascolta, ha delle occupazioni che danno uno spazio maggiore di tempo per poter a volte concedersi qualche minuto e riflettere sulla propria vita, quindi dire voglio migliorarla per star poi meglio con me stesso. Quindi da dove partiamo? Allora, sempre con ordine. Partiamo dal fatto di come si alimenta il cervello e quindi di conseguenza i benefici che ha la memoria. Ecco, qui ci sono per esempio degli alimenti che aiutano il cervello e la memoria. Io da qui vedo mandorle, noci, ecco per esempio le noci. Aprendo una noce a metà, la forma della noce è uguale a quella del cervello. Ecco, teniamo questa immagine perché sono quegli alimenti che fanno bene alla nostra... che fanno bene al cervello e quindi anche alla memoria. Cercate di memorizzarli. Adesso intanto diamo anche le spiegazioni. Mandorle aumentano il flusso del sangue e così via. Se io metterò queste slide sul sito memoryplanet.org, allora www.memory con la Y lunga planet.org trovate anche le prime lezioni gratuite di memoria. Le metto sopra in modo che possono scaricarlo chi vuole, così ce l'ha come le noci, passiamo alle noci. Esattamente, le noci. Il mirtillo nero proprio è specifico per la memoria, le sostanze. Ah, il mirtillo nero. Sì, il mirtillo nero, i cavoletti di Bruxelles, broccoli, cavolfiore. Quindi cavoletti, broccoli, cavolfiore che sono tipici un po' di questa stagione. Vegetali, esatto. Piuttosto che la lattuga, uno mangia un po' di questa qui e va bene. Poi lo zenzero. Lo zenzero che poi tra l'altro è anche uno stimolante, per cui in quel senso aiuta. La mela.
liquirizia. Ma perché alza la pressione o anche altre capacità? No, non è un discorso di pressione. Tutti questi alimenti incidono sui neurotrasmettitori, quindi facilitano la produzione dei neurotrasmettitori e quindi della miglior circolazione delle informazioni all'interno del cervello. Poi ovviamente migliorano il flusso sanguigno, perché il cervello ha bisogno di tantissimo sangue e di tantissimo ossigeno, quindi sono tutte sostanze che vanno a potenziare sia la circolazione sanguigna sia la circolazione, come dire, nervosa, informatica tra le varie cellule attraverso il neurotrasmettitore. Vediamo gli ultimi 3. Cavolo, cappuccia, credo che sia cappuccio, perché cappuccia. Il melone e i pinoli. Però c'ho anche un'altra slide successiva, dove ci sono anche altri elementi. Ecco, per esempio, fibre integrali migliorano la memoria, semi oleosi, frutti rossi, ribes, ciliegie, così, gli avocado, anche i pomodori con il loro licopene, il cavolo rosso, gli spinaci aumentano la concentrazione, il tè verde molto conosciuto, il tè verde per la memoria, per la concentrazione, e anche i legumi, le banane di cui mi avevi accennato l'altra volta, e il cioccolato fondente. Un po' di cioccolato fondente non soltanto fa bene, ma stimola proprio a livello cerebrale, memoria e concentrazione. Questi sono, piuttosto che mangiare una cosa, si può approfittare per mangiare qualcuno di questi alimenti, tanto fermo restando che poi un po' di esercizio fisico, il non stare, evitare di stare ore e ore davanti al televisione a guardare niente, perché se uno va a guardare una trasmissione è un discorso, ma tanti hanno la televisione accesa per compagnia, per cui però, come dire, intasano uditivamente il loro cervello, quindi alla fine non c'è più quella flessibilità, quella e non c'è neanche più la concentrazione sufficiente. Quindi certo, fermiamoci a questo punto, in questo capitolo qua, quindi lasciamo un po' anche di suspense per quello che diciamo dopo. Sì. Seguiteci, andiamo in pubblicità, pochissimi minuti, secondi. Allora, tante volte crediamo di aver visto delle cose, lo dicevamo all'inizio, in realtà ne vediamo altre, soprattutto quello che vorrei puntare anche l'attenzione, che crediamo che abbiamo percepito determinate parole o interpretato determinati discorsi, in realtà non sono quelli. E ce li scordiamo, magari anche confondiamo, questo è molto frequente nelle persone. Sì. Perché? Un po', vabbè, le persone che magari sono anziane non sentono, sono anche sorde, ritengono di aver sentito certe cose, le fraintendono e si fanno i loro film mentali. Sì, ma altro dovuto... Un ruolo importantissimo lo gioca l'interesse, se sono interessato o meno a su ricordare. Questo noi battiamo tantissimo. Non c'è niente da fare, se non sono interessato, non sono interessato. È possibile memorizzare lo stesso le informazioni, però le lascio lì, nel senso che... Però ci deve essere una motivazione nell'interesse, c'è una motivazione di fondo che ti induce ad essere interessato. Certo. Più passano gli anni, più le persone a volte sono disinteressate. Questo perché più passano gli anni, se noi pensiamo alla vita come a una campana, per cui nella prima parte della vita noi saliamo, nella seconda parte cominciamo a scendere, sappiamo che prima o poi arriveremo in fondo. Quindi all'inizio si è molto proiettati verso il futuro e quindi tutte le informazioni che riteniamo a mente, tutte le informazioni che ci possono essere utili per l'oggi e per il futuro. Quando si supera quella curva e si comincia a scendere, si ricomincia a pensare a tutte le cose del passato, quindi moltissimi anziani non ricordano cosa hanno visto, cosa hanno mangiato la settimana scorsa, ma ricordano perfettamente com'è stato il pasto della prima comunione, quando da bambini facevano dei giochi incredibili, e rievocano, e sono delle storie bellissime per i nipoti che riascoltano brani di vita e si riappropriano di un passato che non hanno vissuto attraverso i racconti dei nonni. Esatto, e perché il recente invece viene dimenticato, viene rimosso? Perché non ha più... fonte di interesse. Sì, perché ci sono persone che si accontentano di quello che è già stato fatto, altre che anche se hanno un'età più avanzata continuano a sognare, a pensare, sono quelli che rimangono giovani. Perché? Eccolo qua, quindi crearsi degli interessi, proiettarsi in futuro consente di restare giovani. Se io vedo che la mia vita è già finita e dico tanto ormai quello che ho fatto, non farò più niente. Se io invece mi dico, beh, fino adesso ho fatto questo, adesso vediamo la mia seconda vita cosa mi porta avanti. A prescindere dall'età raggiunta, dà delle prospettive... Certo, dipende lì proprio da una specie di filosofia di vita, del senso che noi diamo alla vita, che senso diamo alla nostra vita, cosa
per quanto tempo vogliamo rimanere in vita innanzitutto, anche nei ricordi degli altri. Assolutamente, questo è molto molto importante, quindi fare delle riflessioni, delle considerazioni su questo. Sì, è molto importante perché, ripeto, ci sono persone che sono già morte a 20 anni e le vediamo, no? Persone già interiormente morte. E persone che hanno 90 anni che ancora sprezzano un'energia incredibile, ancora hanno voglia di fare, ancora si divertono, ancora vanno, ancora sono una ricchezza per le persone che stanno intorno a loro. Ma questo è dovuto al fatto anche che magari ci sono dei ventenni delusi, anche trentenni delusi dalla vita, che non vedono il modo in cui noi guardiamo la vita, il modo in cui la affrontiamo, il modo in cui decidiamo di viverla. Tutti quanti noi passiamo attraverso dei momenti bui nella nostra vita. Questo non significa che continuiamo a vivere al buio tutta la vita. Assolutamente. Entriamo nei tunnel e qualcuno dice è tutto buio, non vedo luce, rimango fermo altrimenti ultra il naso, e qualcun altro dice vado avanti finché non trovo una luce e va avanti. È una scelta personale, sono responsabilità personali, entriamo in un terreno, in un territorio molto di psicologia un molto po' più delicato. approfondita, esatto, molto delicato. Ma sì, ma ripeto, lo vediamo nettamente, ci sono persone di 80 anni con una vitalità incredibile, che è un piacere andarli a trovare, che i cui nipoti vanno ad abbeverarsi a queste biblioteche di saggezza, e altri molto giovani che alla prima disavventura si scoraggiano, morono. Lì dipende come sono stati educati, dipende da tante cose, però una reazione personale è fondamentale. Per cui chi continua a progettare il suo futuro, anche se ha 80 anni, vive meglio, vive di più e vive più giovane. Ecco, poi forse anche una cosa, magari trovare interesse nelle cose rende interessante la propria vita, ma rende anche gli altri interessanti alla propria esistenza, quindi si diventa carismatici, la persona diventa affascinante, appunto si parlava della persona anziana, ma può essere anche quella più giovane che diventa fonte di interesse perché è un patrimonio di ricordi, di conoscenze, di stimoli che può trasmettere agli altri. Io ricordo che quando erano vivi i miei nonni gli facevo raccontare come loro avevano vissuto, e vedo che mia figlia, che ha 20 anni, si fa raccontare come io ho vissuto, è rimasta stupita mesi fa, perché ho detto quando io ero bambino non c'era la plastica. Come non c'era la plastica? No, quando ero bambino non c'era la plastica, è stata inventata dopo, e per lei era dice, come facevate? Per lei il mondo è la plastica, è nata praticamente dentro un computer, per cui... Assolutamente sì, quindi sono delle cose molto interessanti. Vediamo un po' ad altre situazioni che possono aiutare a stimolare la nostra percezione, quindi aiutiamoci anche noi però. Sì, ecco, adesso vi faccio vedere, ho portato alcune illusioni ottiche che servono proprio a far capire come i sensi talvolta ci tradiscono, e quindi bisogna stare attenti, e quindi la funzione che ha la memoria anche nel completare delle informazioni. Ce n'era anche una precedente a questa, credo. Non credo, sono sicuro, eccola qua, perfetto. Ecco. No, quella va bene, quella lì, eccola, questa qua va benissimo. Allora, se noi fissiamo questa immagine, vediamo che si muove. Allora, adesso vediamo subito questo, eccolo qua. Ah, perfetto, ecco. Se voi fissate il centro dell'immagine, vedete che si muove. Che è una cosa particolare, perché in realtà è un'immagine ferma eppure si muove. Se vediamo la seconda, ecco, questa proprio, la sensazione è perfetta. Sembra pulsare, se guardate al centro. Allora io dico, il cuore, quello lì pulsa, e l'altro dice, no, guarda che è un'immagine che sta ferma. No, l'ho vista io, che pulsa, che si muove. No, guarda che è un'immagine che sta ferma. Chi ha ragione? Dovrebbe aver ragione quello che dice pulsa, ma interviene la memoria che va a pescare nella sua banca dati e ci dice, guarda che non esiste una cosa che pulsa e che è piatta così, quindi c'è qualche altra cosa, ragionaci su, ma guarda che qui c'è un'informazione sbagliata, attenzione. Perché la memoria ha anche questa funzione, la funzione di completare le informazioni, di arricchirle le informazioni e anche di scremare quelle che sono manifestamente sbagliate da quelle che sono giuste. Guarda per esempio questa qui. Quindi stiamo vedendo, eccola qua, questa è una mano che prende... Questa è una mano. Poi hanno messo soltanto la parte di avvitamento della lampadina, ma non c'è la lampadina. Però noi... La sensazione qual è? Una mano che tiene la lampadina. Perché? Perché la memoria, con quei pochi tratti, tende a completare l'informazione. Altrimenti dovremmo dire mano e un pezzettino di latta, così. E invece no, abbiamo la sensazione precisa. E qualora invece ci fosse chi vede mano e pezzettino di latta, cosa vuol dire? Che non ha memoria della lampadina?
No, vuol dire semplicemente che ha puntato l'attenzione in un altro punto dell'immagine, per cui gli sfugge il contesto. Ecco, quindi, tutto qua. Quindi un modo diverso di portare l'attenzione. È un discorso gestaltico, è un discorso per cui se io punto lo sguardo sul bianco vedo una cosa, se punto sul nero ne vedo un'altra. Adesso vediamo qualche informazione. Questo è interessante, per esempio. Eccolo qua. Eccola qua. Perché è interessante? Perché chi ha ragione? Sono 4 o sono 3? Cioè dipende dal punto di vista. Dipende dal punto di vista, certo. Perché è una figura impossibile in realtà. Una cosa così non esiste, però messa graficamente in un certo modo, uno dice 4, ne vedo 4, l'altro dice 3, ne vedo 3, ma in realtà è chiaro. È una figura impossibile. Ecco, quindi è bastato mettere delle righe in un certo modo per creare già della confusione. Come stavo ripensando un po' al discorso che abbiamo fatto pochissimi secondi fa, ovvero del vedere le cose. Capita spesso che persone vedono l'insieme, sì. Persone che vedono i particolari, persone che osservano solo determinate situazioni, chi ha delle capacità che riesce a conglobare. E questo fa la grande differenza, la ragione per la quale si diceva prima nel caso di un incidente c'è chi ha visto un qualche cosa. In questo caso uno ha visto 4 e l'altro vede 3. Ecco, ma in questo caso per poter allenare la memoria e riuscire a vedere tanto da un lato quanto dall'altro, cioè tanto la parte che la lampadina che non c'è quanto il gesto che prende un oggetto, e quindi avere un'elasticità maggiore, come si fa? Bisogna porsi delle domande. Dove sto portando la mia attenzione? Cosa sto osservando? Sono sicuro? Qual è un altro punto di vista? Cioè la memorizzazione è un evento molto creativo e molto attivo. Le informazioni non entrano nella testa da sole, siamo noi in realtà che le cerchiamo. Più cerchiamo quelle giuste, ci poniamo le domande giuste, quindi inseriamo le informazioni in maniera ordinata e organizzata, più è facile recuperarle, altrimenti tutto molto complicato. Però c'è una di queste illusioni che proprio spiega, fa vedere proprio questo. Eccola qua. Vediamolo insieme. Vediamolo insieme. Perché illusione? Ecco, io sono proprio. Certo, perché è una figura composta da 3 figure. Io posso fissarmi, il primo impatto è vedo un profilo di un vecchio, giusto? Il primo impatto. Poi, se cambio prospettiva e comincio a entrare nei particolari e scendo, scopro che il naso in realtà è il gomito di un cavaliere, che sotto c'è anche un cavallo. Se poi entro ancora nei particolari, guardo bene tutto, osservo bene tutto, scopro che a destra c'è anche un'altra figura che sta sdraiata in terra e che il complesso mi dà un profilo, ma che in realtà scomposto sono figure a sé stanti. Certo, c'è una specie di mummia sostanzialmente sulla destra. Sì, sai, ci sono persone che sanno tutto di un bottone, ma non sanno niente della giacca che lo accoglie. Altri che invece colgono la visione d'insieme. Ecco, quindi guardate bene questa immagine, scomponetela, ricomponetela e vedete che cosa ne ricavate. Questo allenamento, che è banalissimo, in realtà è molto importante per aiutare ad allenare la nostra attenzione, poi la nostra memoria nel ricordare queste immagini. Anche i capelli che scendono verso destra del profilo, in realtà è acqua. Sì, infatti si vede che c'è una stranezza appunto nei capelli. Quindi il cappello del cavaliere è a forma di sopracciglia. Quindi è bastato mettere delle immagini una sull'altra in un certo modo per avere un'altra informazione. Perfetto, quindi questo è molto eloquente nel quel che succede nella nostra capacità mnemonica. Esatto. Allora, siccome ricordiamo sempre comunque ai nostri telespettatori, per avere degli approfondimenti, per fare delle prove, i primi test d'ingresso, che è fondamentale, il sito www.memoryplanet.org, dove ci sono anche, se non sbaglio, la prima lezione, le prime 2 lezioni che sono gratuite. Prima parte della prima lezione. La prima parte della prima lezione è gratuita, per cui già aiuta a capire alcuni meccanismi. Poi noi cercheremo di informarvi, ma poi ci saranno modalità per sapere dei primi incontri, il primo incontro gratuito che terrà naturalmente Massimo Bonventi, per aiutare le persone ad avvicinare, a risvegliare la memoria assopita. Ma è memoria assopita? E questa è un po' la domanda che tanti si pongono. O ci sono persone che ne hanno di più, ci sono persone che hanno capacità superiori rispetto ad altre, e vabbè. Però potenzialmente tanti hanno alla base una buona memoria, soltanto che come si fa
a mantenerla o a risvegliarla? Perché nelle parole è tutto semplice, ma nei fatti questo risulta estremamente difficile, soprattutto in una vita di tutti i giorni che è fatta di tante preoccupazioni. Le preoccupazioni ottundono la mente, cioè bloccano le capacità e non rendono facile riaprirci. Parliamo di questo, andiamo in pubblicità pochissimi secondi. Sì. Rieccoci con Massimo Bonventi, stiamo parlando di recupero della nostra capacità mnemonica e quindi del poter star meglio con noi stessi. Vediamo di raccontare qualcosa che ci può restare impresso, far capire. Sì, innanzitutto volevo rispondere alla domanda che avevi fatto prima, come si fa? Bisogna allenarsi, bisogna allenarsi, bisogna allenarsi. Come? In maniera molto semplice. Quando mi chiedono come faccio a risvegliare la mia consapevolezza, io dico, bene, quando esci la mattina per andare a lavoro fai sempre la stessa strada? Sì. Vai in macchina? Sì. Quante curve a destra fai? Come? Hai mai contato quante curve a destra fai? Così si risvegli la consapevolezza, stando nel momento presente, vivendo il momento presente, essendo attento al momento presente, stando qui mentre noi stiamo qua e pensiamo ai fattacci nostri, mentre guidiamo. Quindi non siamo presenti nel nostro presente. Questo è l'allenamento più duro, il famoso qui e ora, il che nunca, come lo vogliamo chiamare, qui e adesso, ma è questo, fondamentalmente è questo. Le tecniche, la curiosità, queste tecniche di allenamento erano tra l'altro, non sono un'invenzione di oggi, abbiamo già detto che vengono dalla storia. Tenete presente che per Aristotele la sede della memoria non era il cervello, era il cuore. E infatti la parola ricordare significa rimettere nel cuore, cioè riportare a galla attraverso un'emozione. E quando si parla per esempio di antica Roma, visto che c'è un evento in questi giorni, anzi domani c'è un evento molto particolare, c'è un Papa che dà praticamente le dimissioni, è l'ultima volta che lo vediamo. Bene, anticamente, nell'antica Roma, molto prima di Remo Romolo, in realtà dobbiamo pensare a delle pozzanghere, a un grande acquidrino, una cosa molto, molto puzzolente, e su questi lembi di terra vivevano da un lato i pastori che producevano il latte, da un lato chi coltivava il grano e così via, e c'era la necessità di entrare in contatto tra di loro. Quindi nacque dapprima, come dire, l'arte della barca, del costruire barche, ma soprattutto l'arte di fare i ponti, i famosi ponti romani. Questa capacità di fare i ponti era soggetta a delle regole molto precise, quindi a delle informazioni molto precise che non venivano divulgate, ma venivano trasmesse di padre in figlio. Questo costruttore di ponti diventava così importante per la vita del gruppo che divenne rapidamente il capo del villaggio e divenne anche il capo religioso. Veniva chiamato pontefice, da pontem facere, costruttore di ponti. Domani vediamo un pontefice che cederà lo spazio, il posto a un altro, ed è un costruttore di un ponte tra un al di qua e un al di là, tra due realtà. Ecco, quindi era già... come dire, era già in nuce, c'era già una predisposizione a questo. Ecco. Un'altra cosa interessante, abbiamo parlato di Cicerone e del fatto della tecnica dei loci di Cicerone, ecco, dei luoghi. Una cosa che avvenne... Ecco, che alcuni ci hanno scritto che non hanno capito. Perfetto. Allora possiamo fare un esempio in casa. Ho colto al balzo perché mi è venuto in mente una memoria. Benissimo. Allora, facciamo un esempio in una casa normale, comune, va bene? Uno entra, c'ha la porta d'ingresso, poi va in cucina, c'ha la porta della cucina, in cucina avrà a destra il frigorifero, un pochino più avanti il lavandino, a sinistra, sotto il lavandino la lavastoviglie, a sinistra ci avrà il tavolo con delle sedie, ha dei luoghi, dei punti fissi. Quindi ognuno immagini casa propria. Casa sua, esattamente. E possiamo farlo anche dentro una stanza, ovviamente, no? Se dobbiamo memorizzare i famosi 10 cose da
da memorizzare per fare la spesa, i famosi 10 articoli da acquistare al supermercato. No, ma questo credo che sia stato semplice. Il problema, almeno questa, c'è stata una signora che ha scritto, ha detto sì, ma lasciamo stare la spesa che è facile e che riesco a farla anche solo pensando a cosa mi manca dentro la dispensa o dentro il frigorifero, questo è molto strutturato, ma altre situazioni molto più complesse, qualsiasi situazione, cosa c'entrano, è quello che forse avevano difficoltà. Cosa c'entrano i luoghi della casa o della strada, perché noi avevamo parlato poi anche con questo, come si fa? Quindi spieghiamo questo un aspetto. Mettiamo che vogliamo memorizzare una serie di informazioni, prima le devo scegliere queste informazioni, quindi pensiamo che sto leggendo un libro, va bene? E devo ricordare alcune cose del libro. Sceglierò delle parole chiave che mi rappresentano un concetto. Faccio un esempio per tutti. Quelle che teoricamente sottolinei in rosso. Se io devo memorizzare gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Qual è la parola chiave che mi dà l'idea? Non è Italia, non è lavoro, è Repubblica. È Repubblica. Non è una democrazia, non è una dittatura, è Repubblica. Nel momento in cui io memorizzo la parola Repubblica, so che lavoro, insomma, dai. Ma fondamentalmente Repubblica, perché, perché stabilisce il tipo, la tipologia di normativa che poi guiderà anche il lavoro. Allora, mettiamo Repubblica o mettiamo lavoro come volete voi. Come faccio? Se io prendo una parola chiave di ogni articolo, io posso dire i primi 10 articoli della Costituzione trattano di questo argomento. L'articolo 1 tratta che l'Italia è una Repubblica, l'articolo 2 tratta bla bla bla, va bene? Questi concetti bisogna tradurli in immagini e poi associarli ai luoghi di casa. Allora, trasformiamoli in immagini. Repubblica, c'è un giornale che si chiama Repubblica, voglio dire, è già bello che è fatto. Cerchiamo di prendere spunto da cose che già ci sono. Ci sono cose concrete, nomi concreti e nomi astratti. Per esempio, Repubblica c'è un giornale. Libertà è un concetto, però c'è la Statua della Libertà, quindi posso usare la Statua della Libertà come immagine per associare il concetto di libertà. Bellezza è un altro concetto, però posso prendere qualcosa che per me rappresenta bellezza, la Venere del Botticelli o la Pietà di Michelangelo, qualsiasi cosa che per me significhi bellezza. E come faccio? Devo associare, in questo caso abbiamo detto ai luoghi della cucina, le 3 immagini. Comincio da cose, quando entro mi do un ordine, vado sempre da sinistra verso destra, oppure decido di andare sempre da destra verso sinistra, quindi stabilisco un ordine, sono io che lo stabilisco, io che decido, quindi me lo ricordo quello che succede, no? Quindi diciamo che vado antiorario, in senso antiorario, da destra a sinistra, entro in cucina, trovo il frigorifero, cosa faccio? Apro il frigorifero e ci metto dentro Repubblica. Più avanti del frigorifero c'è il lavandino con il lavabo con il rubinetto. La seconda parola che avevamo detto, qual era? Era la libertà. Perfetto, la libertà, benissimo. E allora cosa faccio? Apro l'acqua e comincio a lavare una Statua della Libertà piccolina, un esemplare da turisti, d'accordo? E la lavo per bene e poi me la metto lì nell'asciugatoio ad asciugare, magari a testa in giù così mi cola meglio, però me lo ricordo anche meglio. La terza informazione cos'è? Bellezza, mi prendo la Primavera del Botticelli, il quadro, che poi è una stagione, una bella ragazza, no? E l'altro cos'è? La lavastoviglie che c'è sotto il lavandino, era il terzo oggetto. Prendo il quadro del Botticelli, lo arrotolo, lo schiaffo dentro la lavastoviglie, accendo e lo lavo. Quando dovrò andare a ricordarmi le cose, a recuperare le informazioni, cosa farò io? Mentalmente vado nella mia cucina, che è un posto che conosco bene, ho deciso di camminare da destra verso sinistra, a destra trovo il frigorifero, lo apro e cosa ci trovo? Pieno di giornali La Repubblica, pieno, non uno, pieno, che aprendo il frigorifero mi cadono i giornali addosso. Poi che faccio? Vado al lavandino e mi sta gocciolando tutta l'acqua da dove? Ah, eccola qua, nell'asciugatoio c'è la Statua della Libertà. E poi che faccio? Apro la lavastoviglie e esce fuori questo quadro del Botticelli tutto mezzo rovinato, mezzo sgualcito. E
memorizzato le informazioni. Certo, quindi allora innanzitutto usare molto la fantasia, che è sempre il concetto di base. Assolutamente. E cercare di collocare queste immagini che sono un po' trasformate per renderle, certo, per far vibrare il nostro cuore, e collocarle, il famoso sistema dei loci ciceroniani, in esatto, determinati luoghi che per noi sono familiari, esatto, quindi dove possiamo attingere queste informazioni, in modo tale che poi restano indelebili nella nostra memoria. Era talmente importante questa tecnica, talmente usata, che intorno al XVI secolo proprio un veneziano, Del Minio, Giulio Camillo Del Minio, considerato un grande erudito, si era posto una domanda: qual è un luogo che può contenere tanti luoghi? E pensò a un teatro. Pensò a un teatro e che con tutte le sue nicchie, i suoi palcoscenici, vengono le statue alle quali associare varie informazioni. Fece un modello in legno, questo modello è andato perduto, si chiamava proprio Teatro della Memoria, c'è qualche disegno ma veramente combinato male, però un grande architetto veneto ha ripreso i concetti del Teatro della Memoria e ha costruito un teatro spettacolare che oggi è l'unico teatro della memoria al mondo. Ce l'abbiamo a Vicenza, è il Teatro Olimpico di Vicenza. Andateci perché è fantastico, bellissimo. Ecco, ma perché e vedete proprio l'opportunità di quante informazioni possono essere inserite dentro questo teatro reale, per cui è una cosa fantastica. Ecco, perché, ma perché della memoria? Che cosa, cioè io l'ho presente anche. Teatro della memoria perché a ogni non so se, poiché l'hai visto che è su... c'è la profondità, c'entri dentro, ci sono tantissime nicchie, tantissime statue, a ogni nicchia, a ogni statua, a ogni porta, a ogni arco è possibile associare un'informazione, per cui uno ha la visione del teatro e contemporaneamente tutte le informazioni che sono state collegate, che riesce a ce l'ha collocare tutte insieme, quindi è una cosa fantastica. Quindi quello può essere utilizzato per memorizzare, basta conoscerlo bene ovviamente, certo, capire il significato delle nicchie. Certo. Un altro che si pose il problema dei luoghi fu Giordano Bruno. Qual era l'eresia di Giordano Bruno? Giordano Bruno tanto in alto, così in basso, così in alto, così in basso. Per lui non aveva un teatro della memoria, ma i luoghi erano il firmamento, i luoghi erano lo zodiaco, i luoghi erano i 360 gradi dello zodiaco. Ed era troppo inaccettabile per la Chiesa di allora un concetto del genere. Per cui fu chiamato in Francia, da re di Francia, per farsi insegnare le tecniche di memoria basate sullo zodiaco. Lui andò, dopo fu chiamato da una famiglia veneziana che ha dato molti dogi a Venezia, però il rampollo che lo chiamò non era proprio dei più eletti, per cui lo impacchettò e lo consegnò a Roma, e per cui poi alla fine ce l'abbiamo al Campo dei Fiori. Quindi questo è un altro esempio. Grazie Massimo Moventi, siamo arrivati già al termine, il tempo è volato. Voglio ricordare ancora il sito www.memoryplanet.org. Noi comunque abbiamo sempre gli appuntamenti costanti con il nostro Massimo Bonventi, diciamo così, gocce di memoria che cerchiamo di darvi di volta in volta, però poi ci sarà naturalmente l'occasione per conoscere direttamente Massimo Bonventi. Verrà anche annunciato sul sito quando c'è questo incontro del tutto gratuito per avere questa lezione dimostrativa che può darvi già degli insegnamenti oltre a quelli che già vi diamo nel corso delle nostre trasmissioni, ma cioè lì si va molto in modo più approfondito e si inizia a lavorare seriamente in modo importante sulle proprie capacità mnemoniche, ed è il primo passo per acquisire una certa consapevolezza e imparare a star meglio nella propria realtà. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, noi ci troviamo come sempre domani.